Alla luce del particolare contesto internazionale nel quale ci troviamo, abbiamo sicuramente potenziato i controlli stazione, l'identificazione di soggetti, il controllo ai bagagli, svolgiamo dei servizi mirati anche con l'ausilio delle unità cinofile. La polizia ferroviaria rafforza il presidio delle stazioni, anche a Mestre e a Venezia, due tra le stazioni più trafficate d'Italia. Le forze dell'ordine hanno potenziato il controllo di viaggiatori e bagagli, una scelta resa necessaria dal delicato contesto attuale, con un rischio terrorismo che alla luce dei recenti arresti a Venezia impone un'elevata soglia di attenzione. Nel solo mese di marzo, nel solo Veneto orientale, la polizia ferroviaria ha controllato quasi 4.500 persone, gli indagati sono 118. Abbiamo effettuato 2 arresti per droga, abbiamo deferito in stato di libertà delle borseggiatrici che transitavano sempre nell'ambito ferroviario e quindi abbiamo conseguito degli ottimi risultati anche dal punto di vista repressivo dei reati, quindi siamo soddisfatti di questi risultati. L'attività a contrasto dello spaccio ha portato a un sequestro di oltre 10 kg di hashish. I controlli a bordo dei treni delle linee maggiormente a rischio hanno inoltre contribuito a far registrare un calo delle denunce di furto. Una situazione composita quella che si vive nelle nostre stazioni: furti e spaccio, portabagagli abusivi e truffe, ma anche i comportamenti potenzialmente molto pericolosi di giovani e giovanissimi, la cui moda dei selfie sui binari rappresenta solo la punta dell'iceberg e per la quale la Polfer è impegnata in un'attività di sensibilizzazione nelle scuole. I ragazzi reagiscono molto bene perché capiscono effettivamente, anche grazie alla bravura dei nostri operatori, quanto siano dei comportamenti rischiosi quelli che loro tengono, quindi la reazione nelle scuole alle nostre lezioni è davvero positiva.